Dopo l'ondata di calore, il calo delle temperature per l'ondata di maltempo in corso che sta colpendo anche il Vicentino a macchia di leopardo, con pioggia, grandine e forte vento nel pomeriggio che in alcune zone ha provocato la caduta di alberi e rami nelle carreggiate. Si segnalano interventi a Brogliano, dove sono cadute alcune piante nella zona nuova del paese, così come 2 piante cadute a Chiampo, una nella strada provinciale che collega Chiampo a Nogarole e una in zona Vignaga. La grandine si è abbattuta sulla parte collinare di Isola Vicentina, Torreselle, e si sono registrati degli allagamenti di strade nelle zone considerate più critiche della città. Intanto il centro funzionale della Regione del Veneto ha dichiarato per l'area, che riguarda anche Vicenza, la fase di preallarme, allerta arancione per il rischio idrogeologico per temporali, e la fase di attenzione, allerta gialla per il rischio vento e ondate di calore per la giornata odierna, e l'allerta gialla per temporali e per rischio vento per la giornata di domani. Allertata la Protezione Civile Comunale.